Io sono Camillo Straulino, sono nato a Sutrio nel 1938 e ho fatto la scuola elementare e le due superiori, la sesta e la settima a Sutrio, e dopo sono andato a imparare il mestiere con mio papà che era falegname. All'AIU è una strada nazionale. Ecco. Bon. E a me dentro io sapevo che ne Vasili, in questa si vai a fare una timpa sua, no? Con tanta legna che hai, saranno 100, no, qui in Aliesi 80 quintali. Iniziamo a raccontare la storia Sì. della famiglia Straulino nei secoli dei secoli, quando ebbe l'inizio l'attività di mobilieri. Mobilieri. Allora tocca andare indietro nel tempo, perché come documenti noi a Sutrio, siccome sono stati 2 incendi nei municipi, noi prima del 700 non abbiamo documenti. Allora, mio nonno, Niccolò Straulino, dopo terminato il ciclo di Garzone, si è messo in proprio e ha messo sull'attività e ha fatto il falegname sempre, fin quando è vissuto, è morto nel 1945. A sua volta si è sposato, ha avuto 4 figli, che a sua volta sono stati tutti a imparare il mestiere da lui e hanno messo su bottega tutti e 4 i figli, fuori che l'ultimo che è morto disperso in Grecia. Allora mio papà a sua volta ha imparato il mestiere e mio papà ha continuato la ditta, faceva sempre mobili e sempre generalmente non a commercianti, a tutti i privati. Infatti anche noi, dopo morto mio papà, ho venduto mobili a Bari, a Andria, a Giovinazzo, Canosa, tutta quella zona di Bari, in Germania, in Francia, in Svizzera, in Sardegna abbiamo venduto, a Taranto. Come succedeva? Facevamo mobili magari di uno, dopo gli amici andavano e dicevano dove l'hai comprato? A Sutrio, dava il nome e venivano su. La miglior luna per tagliare è quella di settembre, vale a dire perché in agosto ancora il legno può essere in base alle giornate muovere. Ad esempio con questo tempo non è indicato tagliare piante, l'umidità, vorrebbe una bella giornata e non aria, non ventosa, se questo mi dicevano gli anziani e me, infatti mio papà mi diceva che io nel campo del noce ero molto più bravo di lui che lui era mio padre. Sì, avevo talento. Infatti io ho comprato un noce a Cecevento, l'ho pagato. Il proprietario è morto in Venezuela del 1999 e io il noce, anche se rimetto, l'ho ancora nel prato Cecevento che cresca, che venga il re dei noci della carne. Sì. E con il cambiamento climatico che stiamo subendo nel presente, Sì. tutte queste leggi, queste regole che avete appreso nel corso del tempo, Sì, legate al rapporto con la natura, stanno saltando? Che difficoltà avete? Probabilmente in campo commerciale è tutto sbagliato, perché tu vai in segheria, quella di segheria basta vendere, è tagliato stagione, invece tagliano il mese di maggio, il mese di luglio, il mese di agosto, quando il legno è ancora in piena vegetazione. Però loro dicono che mandando nei forni a essiccare il legno perde. Il più grande noce che ho comprato l'ho comprato a Paolaro, a Jerico anzi, che hanno voluto 19 uomini, un cavallo e un asino per portarlo a punto di strada, in modo che io l'ho pagato. Si chiamavano Del Negro questa famiglia, erano 3 fratelli
e era un noce che voleva in 3 persone abbracciarlo. Bisogna avere la capacità di saper tagliare il noce, portarlo in segheria e saperlo tagliare. Non è cilindrico perfetto come l'abete che è tondo e va su, può essere plos significa più largo di una parte e più stretto dell'altra, può essere sagomato e il noce va tagliato a tutte le misure, basta che sia dritto. Che tipi di legno usate adoperate Noi oltre al adoperavamo noce? il noce, generalmente il ciliegio, e anche il ciliegio ha un profumo bello, l'abete, a certi lavori anche in abete, e il tiglio. Erano i legni preferiti del nostro laboratorio. Allora, queste sono le noci. Senti come suonano, perché sono secche, non umide. Se si stacca uno di dentro, vedi, vengono scure, però buonissime da mangiare. Il noce della carne, questo è il noce. Noce che poi, scusa, era anche bello per fare l'arco con le frecce, con anche il fruzzo, no? Facevi? Che è più elastico. Però la R lì chiama migliore, l'acero, Ah, lacero. sì, e che la fionda, il fortiaggio da fionda. Bravo. Perché prima di tutto veniva via la cavalletta così che girava, no? Ma voi il monte l'è cambiato, no? Merda. E quella che deve essere salute. E cosa vuol dire in italiano? Salute. Sambuco, no? Sambuco, sì. Sambuco. Che come, tu sai che la pomma che fa, si fa faceva anche- il liquore. Si fa anche una bevanda che Sì. è molto dissettante. Si faceva il condensato e dopo te lo giottava con l'acqua, no? Sì. Sì. Però con era buono maduro. Per cui avete sempre lavorato insieme nell'ambito del legno, eh? Sì. Tutti e 4? No, 3. 3? Perché il quarto, essendo del 48, l'Italia ha fatto la scuola media obbligatoria, no? Sutrio aveva la scuola di disegno serale, allora lo abbiamo mandato, ha fatto la media, però occorreva che imparasse anche a fare i disegni, no? Sì. E ha fatto la scuola d'arte a Udine. Lì erano i fratelli Basadelle, Aldo, e aveva altri 2 fratelli, e ha detto, quando ho terminato l'anno, l'ultimo anno, ha detto a mio papà che questo ragazzo merita, ha fatto l'accademia. Dove abbiamo detto noi? A Firenze, che era suo fratello. Sì, mi ricordo che E così ha fatto l'Accademia Belle Arti a Firenze. E dopo è rimasto a insegnare, però ci faceva i disegni lui. Allora il proverbio che dice, chiarne, bisogna fare. Porta per chi non porta questa la porta. Un bel gioco di parole. Sì, porta per chi non porta questa la porta. Questa è la porta, via, Ferra di Bar. Senti, andiamo su a vedere la bottega Sì. un attimo, dai. Lasciamo lavorare signor Aquila, Vedi quelle sedie lì? E dopo cose religiose, quadri religiosi di parroci, specialmente carnici. Senti, ma mi sembra che aveva detto Daniele che avevi anche qualcosa dalla Corbellini. Allora io ho conosciuto Cornelio Corbellini tramite mio fratello Niche, perché sapevamo che era una pittrice, che il marito aveva la farmacia a Tormezzo e non so come mio fratello diceva sempre di prendere qualche quadro da Cornelia, e fin quando è arrivato in bottega e con mio fratello si sono fatti amici, veniva su ogni settimana, mio fratello la portava in giro per la carne, andava a Cavazzo, andava su, lei piaceva più le montagne, andava su a Forni a Voltri, a Rigolato, dappertutto, a Timau. Secondo me la Corbellini forse è delle uniche persone che hanno saputo interpretare bene l'anima della carne, perché i suoi quadri erano ispirati a Stavoli, alle montagne, alle rocce, ai fiori di montagna, che lei li raccoglieva,
So che con mio fratello li portava giù a casa e dopo li dipingeva. No, per conto di quello lei è stata forse l'unica persona che avrei conosciuto io, pittrice, che ha valorizzato la carne, ma lei non è stata valorizzata abbastanza. Questo è il mio parere. Era una donna capace, che si sapeva, aveva il carattere forte, che si poteva mettere a pari dell'uomo, sì, del maschio in sostanza, perché lei era minuta, gentile, bella, so bene io, faceva una bella figura, ma non aveva nessun con gli uomini di differenza, per conto mio era all'altezza di tutti gli uomini che sono, era forte. Quello lì invece era, allora, questo l'ha fatto suo figlio. Aspetta che giro. Venanzio, il figlio che ha fatto l'Accademia di Venezia. E questo ha fatto mio fratello, il pittore. Scusa, chi è il pittore? Straulino Domenico, l'ultimo fratello. Quello che è andato a Firenze. A Firenze che ha insegnato il liceo artistico. Sì, ma è una storia quella. Questo è il? Banco del Maragon. Ah, sarebbe il banco di Del lavoro, falegname. Ma fatto con un modello in miniatura ma funzionante. funzionante. Perché vedi, apre le porte. sì, anche la vite, perché la vite è eterna, no? E questo si chiama il carro. Ti serve per fissare. Per fissare. Come una morsa. Ecco, queste sono le morse. È bellissimo. Chi è che l'ha fatto? Mio zio, Tenno, quello che ha fatto il presepio. Questo è il tavolo del falegname. Queste sono le piale. Quella con i denti, che è del Gorsà, vedi che curva. E questo sono i pialloni. Questo l'ha fatto mio zio Tenno. Vedi che gusti, anche la manualità di prenderli, no? Questo è prendo lo scopo per farti vedere bene. Sono tutti noci tagliate io. Questo l'asse che ti ho detto che ho tagliato, e quello che mi tagliava era legno lodroso. Però vedi che tavola meravigliosa, è rimasta intatta. Sotrio è sempre stato all'avanguardia nei confronti. Se ti dico che noi avevamo una scuola di disegno serale, pagata dal comune di Sotrio. Io ho un documento del 1880 e qualcosa che il comune di Sotrio domanda un contributo alla provincia di Udine per poter mantenere i professori a insegnare a questa scuola di Sotrio. Io ho la risposta che la provincia gli scrive: informami come è composta, perché, quanti sono gli alunni. Allora il comune di Sotrio gli risponde: 1880 botteghe di fabbro a Sotrio, 120 di falegname. Perché? E mi sono domandato anch'io, perché come mai tanti fabbri? Perché quella volta la ferramenta i nostri andavano a venderla fino a Motta di Livenza. Io le serrature di Comò facevano tutte le serrature, mettevano un Mac, dicevi no, e andavano giù col carro a portare. I nostri avi, i vecchi, andavano a portare, facevano le multe, fino a Brescia mobili. 1700, noi portavamo i mobili fino a Brescia. Dunque, la provincia allora gli ha dato dei contributi, perché in seconda lettera il comune scrive che abbiamo 80 fabbri, 120 falegnami. In più abbiamo molti garzoni di paesi vicini, però
non facciamo pagare niente di Cecivento, di Zovello, di Arta, di Paluzza. Venivano a scuola di disegno a Sutrio e cominciava il 2 di novembre e terminava a Pasqua e gli esami erano dopo Pasqua. Ecco, per dirti che è stata sciolta nel 1963. Perché? Perché l'Italia aveva messo l'obbligo della scuola media obbligatoria, i ragazzi andavano a tutte le medie e la sera non c'erano ragazzi che andavano a scuola. Questo è il difetto, qui è stato o il trattore qualcosa e hanno un po' urtato la parte bassa, che qui quando si lo taglia le tavole, quando viene più grande, lì è un difetto. Faccio fatica, non è che mi do, non ho gli ossa catricoli come un stupido, non sai perché. Dopo ho fatto anche anestesia totale, 2 operazioni in un mese, sempre la stessa gamba. La Viale di Sutro nel secolo XIII, su preesistente cappella, la cui origine si perde nella notte dei tempi, è sempre stata considerata la chiesa dei Straulinars, vale a dire di quelli che portano il cognome Straulino. L'altare di San Rocco risale al 1836, è stata costruita dal sutriese Giovanni Giacomo Straulino e di data incerta. Il mese di maggio, in questa la chiesetta, vennero su tutte le famiglie che stavano a nord del paese di Sutrio, che si chiama il Borgo dei Straulinars, e dicevano invece di andare in chiesa a fare il rosario, lo facevano qua, ma erano anche 40 persone che venivano su, dopo le 7, dopo cenato, perché il mese di maggio è un mese favoloso. Il mese di maggio e il mese di settembre sono i mesi più belli dell'anno per me. Per me è settembre il mese più bello, per i colori delle piante, delle foglie e tutto. Questo è un gelso del 1700 e noi in dialetto lo chiamiamo moral. Qui c'era un cartello l'anno scorso, si vede che è stato portato via, era scritto di che epoca sono stati impiantati questi celsi. Questi sono il 1700, anche questo, perché il gesso si taglia così, perché dopo torna a fiorire, no? Però vede come riprende la vegetazione. Questi sono tutti del 1700, perché il gesso dava i frutti, il fogliame, dopo li tagliavano legna da ardere e più per i bacchi da seta, perché a Sutro, mi ricordo io quando ero bambino, tutte le famiglie, non tutte le famiglie, avevano i gradiz e avevano il fogliame e mettevano i bacchi della seta e facevano la seta. Infatti quel terreno lì, ha comprato mio fratello, questi, è tutto nostro. E dopo anche laggiù ne abbiamo diversi. Segnale ai ragazzi, ci vuole la famiglia, prima di tutto il male sta nella famiglia. Le famiglie non insegnano, hanno i loro impegni, i loro problemi e trascurano la crescita dei bambini, la crescita accostata alla capacità di capire dove sono nati, perché, cosa facevano i loro avi, perché Sutrio era un punto di riferimento, si immagini lei, agli estremi limiti della patria, che noi già nell'Ottocento e nel Settecento i falegnami di Sutrio portavano i mobili fino a Brescia, e non so quante multe
quella volta non c'erano treni, erano cavalli. La prima, per dire, da Sutrio partivano il carro con i mobili, la prima tappa era Gemona, perché più di tanti chilometri il cavallo non fa, Portoguaro, Motrelevenza e giù fino a Brescia, si immagina nel 700, e portavano mobili di quei sagomati. Io ho visto un mobile di Sutrio a Firenze, questo l'ha portato via negli anni 20, era capo delle ferrovie toscane, e i mobili che aveva Sutrio li ha portato via, che volevo comprare io, e dopo questa signora ha detto non posso privarmi, e così non ho potuto, però ero disposto a comprarlo, un bel mobile sagomato, una meraviglia. Infatti in una vetrina di Firenze io ho visto, perché quando andavamo a portare mobili giù la Bassa Italia, io e mio fratello, ritornando indietro ci fermavamo a Firenze, perché mio fratello insegnava al liceo artistico a Firenze, l'ultimo fratello. E allora di giorno si andava a vedere fiere, quelle cose lì, musei, e la sera si andava a vedere le chiese, statue, i lavori. E un giorno passando per una via, la via degli antiquari, in una vetrina vedo 3 mobili, un comò e 2 comodini, carnici. Probabilmente saranno stati fatti anche sotto in altri paesi, perché qua erano falegnami anche in altri paesi. Ma la vetrina più bella di Firenze per me era quella lì, era meravigliosa, era l'anima, per dire, uno che arriva, un giovane come me, che era giovane quella volta, andare lì, vedere cose della nostra zona era favoloso. Visto che si parla di slow food, cioè di un mangiare più genuino, naturale, visto che si parla a volte di tornare a vestire abiti naturali, fatti con tessuti che non siano dannosi alla salute, non è il caso anche di ritornare ad avere mobili in casa che durino nel tempo, che abbiano qualità, che abbiano il profumo del legno? Io quando vedo questa pianta, questa bella vegetazione, mi riempie il cuore. Io non so che dirti, perché averle impiantate, a vederle crescere, sono come figli praticamente, che le vedi piccoli e dopo pian piano crescono e vengono più vecchi di te. Io non so che dirti. Questa è la mia considerazione. Quello che manca adesso alla carne è un secondo Gortani, che purtroppo non l'abbiamo. Non possiamo riconoscere una persona che sostituisca il Gortani, perché lui era dappertutto, era influente, amava la carne, tutti i paesi della carne, conveniva con tutti, e in tutti i paesi aveva un bel ricordo, perché se si va al museo si vede pezzi di Sauri, pezzi di Voltois, pezzi di Giviana. Era una persona che si aveva fatto amare, si aveva fatto capire, e adesso dopo morto per me personalmente è stato un vuoto come cultura, perché oltre che aver fondato il museo in quel modo lì, era anche un geologo, un grande geologo che aveva studiato e conosceva tutti i nostri monti, dove quella pietra, le diverse facoltà, anche i fiori, era anche intenditore di fiori. Infatti mi diceva che noi Sutrio siamo fortunati perché abbiamo noi diciamo la scarpetta della Madonna. Sarebbe l'orchidea selvatica, che anche sul monte diceva lui, sopra Gemona, ma la nostra è migliore perché viene doppia anche, vuol dire, non ha solo un bulbo,
ma viene anche dopo. Mi ricordo perché ragazzi di Fiore così si andava su, ma lui diceva di preservare questo territorio per queste cose anche. E dopo mi ricordo, io ero appassionato anche di stelle alpine e la regina delle Alpi. Infatti una volta l'avevo raccolto sul Monte Ardennis, gliel'ho portato giù in casa e so che Maria Gentile aveva un vaso, le ha messo nel vaso, perché la regina delle Alpi era un bocciolo, perché era con più fiori, no? E lui sorrideva dietro i baffi, perché con i bei baffi era una persona, e sempre con gli occhiali, quando vedevo in particolare, era molto distinto. E per conto mio, persona così ancora nel 1966 che è morto, ad oggi la Carnia non ne ha avuti. Insigne geologo, presidente di quel momento del Comitato di Assistenza per la Carnia e più tardi membro dell'Assemblea Costituente, Gortani fu il padre del secondo comma dell'articolo 44 della nostra Costituzione, quello che impone, che incarica, che dà mandato alla Repubblica di tutelare tra i beni importanti della sua vita la montagna. La gioventù, sarà il tempo, sarà non so che cosa, ma ci sono pochi che amano ancora. Probabilmente verrà perché va a cicli, si va e si scende, si va e si scende. Io penso che col tempo quelli che vanno a visitare il museo, specialmente i forestieri, rimangono tutti stupiti, perché è riconosciuto che è uno dei più bei musei europei nel settore di paesi come i nostri, come la raccolta, quello che dice, quello che un popolo ha saputo dare, e lui atteneva a quello per dare lustro anche. Dobbiamo dire però che lui ha aperto una strada che molte persone, anche al giorno d'oggi, tipo Marco Marra, Domenica Moffetta, il maestro di Lena, lui aveva tracciato una linea, una strada, un'autostrada, gli sono andati dietro, e tutte cose che non vanno perse, perché ha lasciato già un seguito, anche a me personalmente, anche se sono vecchio, però ha lasciato non solo a me, ma che trasmetto anche alla mia famiglia, ai miei figli, ai miei nipoti. Ecco, questo è il bene che posso dire di Gortani Michele. Ma è stato proprio una persona umana, ecco, praticamente aiutava i poveri. Seren primeras neules, seren dopo di me. Ecco, vedi la falegnameria, Sutrio. Il banco viene da Sutrio, tutto da Sutrio. Questo è il mio mondo. Io sono falegname di Sutrio e questo proviene proprio il banco, anche gli attrezzi, una falegnameria di Sutrio, Saulino Pietro mi sembra. Sono vari arnesi, Soloman, la Piala, le Stolle Lucis, la Squadra.
E il banco di Sutrio è differente di certi banchi, anche della carne e più dell'ossa. Diversi anni che non frequento il museo, ritornare giù in questi posti, io sarei a dormire qua. Si immagini lei quanta passione ho al museo. Siamo a 15 km, però io starei qua a abitare e dormire. Tanto mi piace. E questo aiuta molto. Tutto faccio questo, anche questi, però non ho tempo, non so dove metterli, li lascio così, faccio l'inverno con questi. No? Saranno 120-130 quintali qui. Io c'è tassa, così tolgo la schiala, mi metti su e provare perché la colino, per i frutti, per i colino che aspettano male. Marco Marra è stato un maestro gentile, premuroso e appassionato del paese. Lui veniva a scuola proprio di fronte a noi, le scuole elementari sono qua di fronte, faceva parte d'Italia, presidente d'Italia Nostra. In quella volta erano anche 30 bambini, 33 in classe, perché frequentava il nostro laboratorio, frequentava sempre, era amico intimo di mio fratello, anzi, Niche. Marra aveva simpatia di tutti e ha lasciato un bel ricordo nel paese. Eccoci. No, sin amici Ci portava a fare le gare quando eravamo bambini, Don Marco, non Bale, di Bisca. E là su a Pit, quando eri piccolo in monte sia. Mica col... E del 52 a lavorare fuori via, lui ci aveva 14 anni. Era già in bottega Garzon Cugnapari, faceva in malezzo, vendeva, comprava scios Lamborghini, che aveva fatto già il chiostro delle lamine. Comprava le lamine e mettere le bessolas per non spendere. E là vengono fonds, vendeva i fonds, per comprare scios, racchettes, i kriegskanders, ik mocht uit de kriegskanders, el ballon e la scarpa di giorno. Quei fongs. Quei fonds. Enke volte non erano niente. Non erano niente, no. Lui ha già piatto chiaminghi. Sì. Allora volete salutare l'Italia intera con un bel mandi mandi? Mandi, busci e faruzzi. Mandi. E tendi da con Marco. Quando vas a Milano, in pezzi di noi. La natura parla da sola. Noi non siamo niente a confronto con la natura. L'uomo è un genio e ha fatto 1000 cose, però arrivare alla natura no, l'uomo non arriva. È impossibile. De qui dis-je se confondem? Qualquer som das teus color fa che arrivimo una volta t'ameniot il tolo giù. La tempesta si fa sdoglie, l'el burlac cal ti ha dat. No me tu sas portami, tal seren in mies dal prat. Ma tutti dice si confondi,
son da stes color. Fa che arrivi mo una volta, t'ha megnut il tolusu. Oh.